Love in the Villa, che è un film di Netflix, disponibile sulla piattaforma Netflix, girato interamente a Verona, è stato per una settimana il film più visto nel mondo su Netflix. È stato uno dei film più visti sulla piattaforma nel 2022, ma Love in the Villa non è l'unico successo ambientato sul territorio regionale, in questo caso a Verona. È un bilancio infatti segnato dai record, quello della Veneto Film Commission, la fondazione senza fini di lucro voluta dalla Regione per la promozione del territorio come location di produzioni italiane ed estere. Improvvisamente Natale, che è disponibile su Amazon Prime, il film italiano più visto, è una commedia per famiglie con Diego Batantuono, il Mago Forest, Violante Placido e Lodo Guenzi. Se improvvisamente Natale è stato girato principalmente a San Vito di Cadore, Odio il Natale, altro film a tema festivo, si colloca tra Chioggia e i Colli del Prosecco e qui un altro record. Odio il Natale, dicevo, è uscito su Netflix ed si è subito posizionato in seconda posizione dietro Mercoledì tra le serie Netflix. E poi c'è Il mio nome Vendetta, che ha delle location venete, sempre in Cadore, ed è il film italiano su Netflix più visto in assoluto, più di È stata la mano di Dio. Ma restano anche le grandi fiction per la TV generalista, una certezza su tutte. È quasi finita la lavorazione di Un passo dal cielo, l'ultima serie Un passo dal cielo, anch'essa girata largamente in Cadore, in Veneto. Vetrine mondiali per la promozione locale con un Veneto che dalle Dolomiti al Delta si conferma un grande set naturale.